Ciao a tutti, sono Giovanni Luc, vengo da Codroipo, anche se attualmente vivo a Modena per lavoro. Sono un dipendente della Vince Motors, che è un'azienda di Maranello nella quale progettiamo, costruiamo una moto sportiva a due tempi con delle soluzioni abbastanza innovative. I miei genitori mi hanno trasmesso questa passione fin da piccolo, che mi ha portato a scegliere un percorso di studi insomma, che si adattasse a questa mia passione, per cui ho studiato perito meccanico all'Istituto Tecnico Industriale, poi mi sono anche appassionato delle corse e all'età di 17 anni ho debuttato in pista nel campionato Alpe Adria e da lì insomma è nata un po' tutta un'escalation che mi ha portato anche al campionato italiano Sport Production, varie stagioni con i fratelli Rodeghiero di Vicenza, fino alle ultime 2 stagioni nelle quali ho corso col team De Cecco Racing di Nando De Cecco, che è un carissimo amico nonché compaesano di Codroipo, e abbiamo corso nel campionato Bridgestone 600 Super Sport con dei buoni risultati, finché mi è arrivata questa chiamata da parte della Vince, di questa azienda nella quale lavoro ora, per una proposta di assunzione come collaudatore e progettista. Collaudatore visti insomma un po' i miei trascorsi da pilota, come progettista anche perché sono sempre stato un grandissimo appassionato della tecnica che c'è nelle moto, della dinamica, del comportamento, di tutto ciò che riguarda la progettazione delle moto. È una bellissima esperienza, insomma, poter seguire un progetto, poterlo provare poi in pista, insomma, è una delle cose che dà più soddisfazione. La Vince Motors è un'azienda molto giovane perché è stata fondata sostanzialmente l'anno scorso, anche se il progetto è partito 5 anni fa nel garage di Vincenzo, che è uno dei ragazzi fondatori, il quale diciamo, è stato un po' il motore di tutto il progetto e poi a mano ho contagiato altri ragazzi che sono insomma, tutti al di sotto dei 30 anni, tutti ex dipendenti Ferrari, hanno deciso di mettersi in gioco e provare a trasformare insomma, questo progetto nato nel dopolavoro in una realtà diciamo, industriale, ecco, per quanto piccola, perché è una moto a tiratura limitata, ma provare a far diventare questa passione, questo progetto un lavoro vero e proprio. Ecco. Il progetto è nato come un bicilindrico derivato dall'accoppiamento di 2 gruppi termici di un settantino, per cui era un 140, è stato diciamo, una base di partenza per poter sviluppare tutte le idee che aveva Vincenzo sostanzialmente, che erano il telaio monoscocca con un motore a V di 90 gradi. Tutte queste esperienze sono poi sfociate in questo progetto ecco, che nel frattempo si è trasformato pur mantenendo sempre lo schema di base, sempre un bicilindrico V di 90 però portato a 250 cm3, dotato di iniezione brevettata sempre da noi della Vince. Attorno a questo motore è stato costruito e progettato un telaio monoscocca in fibra di carbonio che è un'anteprima diciamo, mondiale per quanto riguarda le moto di produzione. All'anteriore abbiamo una forcella con schema Ossack che è di ispirazione Britten e al posteriore abbiamo anche lì uno schema di sospensione insomma, abbastanza inusuale con una doppia attuazione su entrambi i lati dell'ammortizzatore. E la cosa insomma, che secondo noi dà molto valore a questo progetto è il fatto che tutti i componenti sono progettati in casa, il motore non è derivato da Aprilia, Honda, Yamaha, Suzuki o chi per loro, ma è stato interamente progettato da noi, dalla prima all'ultima vite. Tutte le parti in carbonio, anche quelle sono progettate da noi e realizzate internamente da noi, in quanto siamo muniti dell'autoclave per la cottura del carbonio e quindi qua dentro ci realizziamo sia il prodotto finito che la scocca, piuttosto che la carena, piuttosto che la forcella in carbonio o il forcellone che è anch'esso in carbonio, ma ci realizziamo addirittura gli stampi sui quali andiamo a laminare tutte queste parti, ce li realizziamo internamente, anch'essi in fibra di carbonio, insomma, per ottenere una qualità più elevata possibile. La nostra moto si ispira, diciamo, al concetto di Colin Chapman, che era il progettista della Lotus, il fondatore della Lotus, il quale diceva che aggiungendo potenza si può andare forte rettilineo, mentre aggiungendo leggerezza si può andare forte ovunque, per cui noi abbiamo puntato ad avere una moto che sia il più possibile leggera e questo ha comportato, oltre ovviamente anche alla scelta di un motore a 2 tempi, un abbondantissimo uso di fibra di carbonio perché sostanzialmente tutte le parti strutturali della moto ciclistica e non sono realizzate appunto in fibra di carbonio e questo ci ha permesso insomma di contenere il peso della moto
avvicinandoci ai valori delle ultime 250 GP, quindi al di sotto dei 100 kg, in base alla configurazione insomma, nella quale è allestita la moto, e con una potenza variabile in base alle specifiche di scarichi piuttosto che di cilindri e teste che abbiamo disponibili. Il motore appunto è tutto progettato da noi, sviluppato da noi internamente. Per ora abbiamo dei carter ricavati dal pieno che sono per il prototipo, questo è il prototipo che stiamo usando per tutti i collaudi. E poi su quello diciamo, di produzione avrò un motore con dei carter fusi, insomma è sempre lo stesso schema ma abbondantemente migliorato, anche molto più leggero. Tutte le mappature dell'iniezione sono state sviluppate e le stiamo sviluppando sia al banco prova, abbiamo un banco prova della Bapro con freni a correnti parassite, che ci permette di fare una mappatura molto raffinata a qualsiasi regime, qualsiasi percentuale di apertura del gas. E le stesse mappature vengono poi verificate, ridefinite, eventualmente affinate tramite dei test in pista nei quali insomma, andiamo a verificare ovviamente la bontà del lavoro fatto al banco. Ecco. Nel giorno d'oggi c'è un'estrema rincorsa da parte di tutte le case costruttrici verso le potenze più alte possibili, che poi vengono mitigate da alcuni controlli elettronici, mentre noi preferiamo dare un prodotto che sia completamente godibile da un appassionato, anche che non sia un pilota professionista, e per far questo appunto abbiamo puntato sul ridurre il peso il più possibile, in modo da fare proprio una moto che sia sostanzialmente divertente da guidare.